Buongiorno a tutti, sono ritornata in ospedale, ricominciano le visite per il peggioramento dell'invalidità e quest'anno sono davvero più di 11-12 visite. Buongiorno signora, adesso parcheggia qua, sì. E niente, volevo aggiornarvi anche, penso, non serve dirlo, ma faccio questi video anche soprattutto per le persone che hanno la mia malattia o i genitori che hanno dei bambini con appunto la sindrome di Noonan. È molto diversa da bambino a bambino, quindi io mostro gli esami, i problemi di salute che devo fare, che ho, e poi ognuno ha le proprie differenze, siamo tutti diversi. In accettazione ho detto che ho l'esenzione RN1010 per la malattia, per la sindrome. Nell'impegnativa il mio medico di base si era dimenticata di iscrivermi questa esenzione e loro gentilmente, il dottore che mi ha fatto l'esame audiometrico ha rifatto l'impegnativa con l'esenzione, quindi grazie. Spero non succeda più. Adesso torno a casa e guardo se ci sono altre visite che ho prenotato non esenti. Da quanto sono abituata a fare visite con esenzione neanche ci avevo fatto caso. Levi, sangue fatti. Yeah. Che coma. Buongiorno, sono le 7, oggi è il 25 ottobre alle 8, ho appuntamento per il mio primo encefalogramma, elettroencefalogramma, e il 24 giugno del 2025 ho la mia prima visita neurologica, il 24 giugno 2025, non avevano posto prima. Sono visite che io dovevo fare ogni anno, che sono nella lista delle visite da fare per chi ha la mia malattia, la sindrome di Noonan, e che io non ho mai fatto. Solo quest'anno, sempre di testa mia, senza consiglio del medico, di qualcun altro, di testa mia ho deciso di prendere la documentazione del genetista di più di 10 anni fa e di fare tutte le visite, tutti gli esami che consiglia di fare ogni anno per chi ha la mia sindrome. Non so cosa aspettarmi e ho un po' di paura, non so cosa troveranno. Mi dispiace che sia a giugno la prima visita neurologica, perché queste visite le faccio anche in preparazione alla visita in commissione medica per l'aumento dell'invalidità. Sperando un giorno di avere un sostegno, un supporto, un aiuto economico che non ho ancora, e nonostante il centro dell'impiego, nonostante io sia categoria protetta, il centro dell'impiego mi mandi ogni settimana le offerte di lavoro che ci sono nella mia zona, non ci sono offerte di lavoro che io riesco a fare. Cioè, io non sono una stiratrice con esperienza, non sono una stiratrice esperta, non sono un carpentiere, non sono una
tecnico laureato in ingegneria cercano persone con molta esperienza senza rendersi conto che alla fine noi siamo categorie protette e ci sarà un motivo per cui lo siamo. Che ricordi fare i video qua. Comunque non vi ho aggiornato subito su com'è andata la visita, perché fare l'elettroencefalogramma mi ha fatto venire mal di testa, non pensavo fosse così, e in più ho dovuto pagare la visita perché il medico di base si era dimenticata di mettermi l'esenzione nella ricetta e pensavo che me la cambiasse al momento come avevano già fatto con un'altra visita, solo che non me l'hanno rifatta subito, me l'hanno rifatta alla fine e anzi non me l'hanno rifatta, ho dovuto chiamare il medico di base, anche arrabbiata, e me l'ha mandata, sì, alla fine della visita ed era totalmente inutile. Poi volevo parlare anche del lavoro per le categorie protette, che secondo me essere categoria protetta è una fantasia, è una cosa inutile, perché comunque io in tutti questi anni che sono categoria protetta, il lavoro è praticamente uguale a un lavoro normale. Non ci sono lavori per le persone con disabilità. Sì, ci sono persone disabili che fortunatamente hanno trovato un lavoretto adatto alle loro esigenze, ma io vorrei conoscerle queste persone, perché ne ho sentito tanto parlare, ma non le ho mai viste. O le ho viste, ma veramente poche e con molte conoscenze, o colpi di fortuna, o erano veramente persone molto molto invalide. Quindi se hanno trovato lavoro loro, come posso non trovare lavoro io? Quindi è per questo che voglio aumentare l'invalidità e le cose stanno peggiorando, perché con l'aumento di questi chili ho paura di ritornare in sovrappeso come una volta e sto, come non so se si vede, ma sto ricominciando a sudare per niente. Da 2 anni la salivazione è alle stelle, non so se ci possono essere dei problemi alle ghiandole salivari, qualcosa del genere, perché non lo so. E basta, finisco qui il mio flusso di pensieri. Dimenticavo che mi danno i risultati tra 10 giorni e dovrò andarli a prendere io in ospedale. Quindi se una persona è da sola, senza possibilità di muoversi, come fa? Io spero che un giorno qualcuno riuscirà a capire che ho bisogno di qualcuno vicino, e qui vicino ho l'ospedale, gli assistenti sociali, i dottori e i vicini di casa, però non so come. Dai, ce la faremo in un modo o nell'altro, ce l'abbiamo sempre fatta, ce la faremo anche stavolta.